Una bomba ho sentito, ecco, che mettere male finestre. Un'auto letteralmente spezzata in due, un giovane sull'asfalto, pezzi di carrozzeria ovunque. Non sono nemmeno le 8 del mattino quando in via Corrado Gini a San Giovanni di Motta di Livenza scatta la mobilitazione. C'è un giovane da salvare. Si tratta di Kevin Angele, 23 anni, originario del posto ma residente a Pordenone. I sanitari fanno di tutto per rianimarlo, ma il ragazzo muore poco dopo sull'ambulanza che lo sta trasportando all'ospedale di Oderzo. Troppo gravi le ferite riportate nella carambola letale. Ho visto che era per terra, buttato per terra, dopo ha mandato tutti indietro, però la macchina veniva molto forte, cioè una gran velocità. Chi lo ha visto passare veniva come minimo a 200 la macchina. È con il passare dei minuti e delle ore che al quadro già drammatico si aggiungono particolari sulla dinamica e sulle sue possibili cause. Kevin, che in passato era stato segnalato per furto, guida in stato di ebbrezza e assunzione di stupefacenti, voleva sfuggire ad un controllo dei carabinieri. Poco distante dal luogo dell'impatto c'era infatti una gazzella impegnata in un dispositivo di routine. Con ogni probabilità il 23enne voleva nascondere dei panetti di hashish che nello schianto sono finiti inesorabilmente sull'asfalto, così come i suoi cellulari rinvenuti in strada e nei giardini delle abitazioni contigue, almeno 3 stando alle testimonianze dei residenti. Era qua sul mio giardino che mio genero ha consegnato tutti i carabinieri perché era Tokyo, era un pezzo di fanale, era un cellulare, era il ha dato tutti i carabinieri. Altro dettaglio che dettaglio non è ed emerge qualche ora dopo è che la patente al giovane fosse stata revocata di recente, anche questo un motivo verosimile per darsi alla fuga. Nessun inseguimento diretto, chiariscono però dall'Arma. I carabinieri, riconoscendolo, avevano immediatamente allertato via radio la stazione operativa avviando le ricerche. L'auto di Kevin, un Alfa Romeo Brera, ha sbandato all'altezza di questo cordolo per poi proseguire decine di metri a ridosso della pista ciclabile, ruotando su se stessa e scorticando almeno 2 alberi. Alla fine si è spezzata, accartocciandosi su se stessa. Vivo per miracolo un 35enne di un'azienda del posto di impianti elettrici, a parlare il titolare. Era un mio dipendente, stava andando al lavoro e si è visto un mezzo volare in fianco alla macchina. L'ha preso di striscio fortunatamente e per lui non è successo niente. Dove si trova ora il suo dipendente? In ospedale a Oderzo per un controllo. Ci ho parlato, stava bene fortunatamente. Accertamenti sono ancora in corso, ma il quadro nella sua tragicità sembra chiaro. Vista la morte del giovane, difficilmente ci sarà un'inchiesta.